Credo abbiamo perso la testa, ho soltanto perso di vista le cose più vere. Nel mare in tempesta, e forse non basta. Ti confesso d'avere paura e non mi era ancora successo. Paura del mondo, di te e a volte anche di me stesso. No, 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 non passa. Abbiamo un battito che batte come un martello pneumatico in noi, ma se lo controlli col senno di poi non batterà mai. Abbiamo un battito sano che ci prende la mano come una Guarda che t'ho fame! che va contro vento in velocità. È un rischio, si sa, se questo mondo non è mai come lo volevi tu. Se ti viene voglia di gridare non fermare. Dov'è il mio cane? Qua mi gira in tondo per fare il giro con i squali. E tu? Eh sì, e fai 1000 giro tondi e tu mi fai imbriagare. Però guarda che risparmia di alcol con sto cane, è una roba incredibile. Oggi è un po' scombussolato perché lei ha questi momenti in cui pure te è estremamente anziana e ha il cervello proprio che si dissocia dalla realtà. E ho acceso la moto, ha iniziato a abbaiare come non mai e si è cagata addosso, letteralmente proprio. Allora ho detto niente, vabbè, la spengo, la accendo fuori. Magari pensava che era tipo un mostro, chissà cosa, va a sapere. Mamma mia, l'estate fiori. No, giusto per raccontare, non per dire sono bello io qua, io là, assolutamente, solo per continuare a raccontare il funzionamento di questo ufficio mobile, ok? Quindi con le caratteristiche che ha, le batterie, eccetera, 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 si vive una vita anche da stanziali o semistanziali con il pacco batterie che varia dal 90 al 100% e praticamente il computer che o per una roba o per l'altra, adesso lascia stare il monitor in stand by, è sempre acceso con l'inverter H24 o perché devo fare i backup o per questo o per quello, ma siccome queste batterie in qualche modo devo sfruttarle, perdona le riprese, faccio così, cato sto telecomando qua, faccio così e in teoria così 2 volte, 3-4 volte finché non va. Vabbè, di solito non spoilerò mai le marchette, ma mi sta arrivando questa fantastica Toto 1 DIN che sembra tanta roba, cioè al navigatore integrato. Io poi la posso usare con il mio wifi che è sempre acceso, ha un disastro di roba, più potenza in RMS a 29 per canale contro i 20 che ha la mia autoradio Sony, e questa dovrebbe avere anche, non è che avevo letto, il tracker GPS integrato, dove cavolo l'avevo visto? Perché ha 50.000 cose, 50.000 funzioni. Comunque avevo visto anche il discorso del tracker, entrata HDMI, puoi attaccargli l'Xbox, vabbè dai, non dico altro, non spoilerò altro. Esatto, sì, è quella qua, vabbè, non aggiungo altro, dai. Faccio i test come Dio comanda. Climatizzatore che va, computer che va perché sta facendo un backup, e adesso mi attacco anche l'Xbox. Ho dovuto iniziare a usare un po' il condizionatore anche quando tra virgolette non serve, perché adesso non voglio essere finiti, sono caprese, prima mattina magari non riesco a spiegarmi bene, ma il succo è che ho avuto questa fortuna, diciamo, da sponsor per una ditta che fa il batteria al litio, che è la DST, che cazzo mi ha dato 600 ampere più tutti, per carità, la possibilità di caricare a 90 ampere in corsa, eccetera eccetera, ma d'estate sono assolutamente inutili, pur lavorando, lasciando il computer acceso H24 e col frigo a compressore e tutto quello che vuoi. Però ho detto, cazzo, se iniziamo a usare di più il clima, almeno li sfrutto, insomma, perché è un peccato, sarebbe un peccato, ecco, un peccato, uno spreco, un peccato. Ugan, umuyam, yamabin, umuyam, yamabin. Come andiamo? L'impiastro qua, ancora l'ultimo problema, poiché veramente l'abbiamo tirata nuova, abbiamo cambiato tutto, cioè se cavi, relè, tutto, Dio caro, motore, valvole, bianceli, Dio caro, tutto dobbiamo cambiare sta moto.
Vabbè, praticamente mi si spegne quando spalanchi sugli 8500 giri in seconda e in terza. Secondo me è l'Eprom. Oggi la ricambiamo, mettiamo sull'originale, 8 se non ho ragione. E dopodiché, se non è quella, un pezzo alla volta, potrebbe essere bobine o i cavi candela, vediamo il tutto insomma. E d'altronde rimettere a nuovo una moto d'epoca comporta anche queste cosine qua. Mamma mia, sono cagato addosso, c'è sto ragno gigantesco, ti vedi, guarda che sei grande, noi altri non siamo abituati a sti arachidi qua. Così devo fare, controllami e berebetole qua. Non fai porno e berebetole. Guarda, 100 euro di sedia, io gli ho 8,50 con l'altra ieri in offerta, su quella della Brunner, e hanno la ruggine nelle viti, cioè no comment. Metà acciaio inox, no? Fa schifo. Ragiona un attimo, oggi ho rincontrato un mio vecchio amico, no, dopo un po' di tempo, e stava là chiacchierando e ha cambiato moto. Io ho detto, come hai cambiato moto? Cioè di nuovo un'altra. Mi ha ricordato, io ho rischiato la vita, nel senso che avevo avuto una brutta malattia, e ha detto mi sembra il minimo. E mi ha fatto pensare, e dovrebbe far pensare a tutti noi, cioè dobbiamo per forza arrivare a avere brutte malattie per fare le cose belle e fighe nella vita, o possiamo anche solo pensare a queste cose? Tanto alla fine il gioco è sempre quello, no? Cioè non è che devi ammalarti per vivere bene, fai finta di ammalarti, cioè pensa se mi fossi ammalato e fai quella cosa lì, hai capito? Non so se mi segui. Ara ragazzo, Ara la laguna veneta, Ara che bella, Ara a sinistra e Ara a destra, ok? Così viene fuori il campo bene arato. Ascolta, dove stiamo andando? Questa volta è lecito spoilerare, in quanto ti sto portando nella pista di Pomposa. Mi è concessa la minchiata col gioco di parole. Altro spoiler, no, non corro io, non ho la minima intenzione di correre con la mia, corrono dei miei amici, di cui uno di questi ha la 748. Nel frattempo che io dico 748, guardati che bello quest'albero, è il Cristo che indica e giudica l'albero, oltre che il coccal qua in parte che svoia. Io non so dove vanno tutti i miliardi di bolli che paghiamo, porco cane, fate un po' di manutenzione alle strade che mi si spacca il camper, mi si spacca. Ecco qua, e oggi faccio la van life qua, e se mi gira e vado anche ancora in pista con Pullman, che poi scherzi a parte, almeno in America le fanno ste minchiate di correre coi camper in pista, cioè ci sono proprio le gare dei camper, non solo nei videogiochi. Fantastico, pertanto, aspetta che non mi casca il braghe, non si fa una bella figura dove abito oggi, tac, a ca, nessuno, adesso entro e mi faccio sgomattare col camper, Dio caro. Visuale lavoro che non sarà lavoro perché questo è il ponte di non so cosa, quello dei primi di giugno. Ma a me va benissimo con l'essere umano se inventa tutte ste feste, ste robe, ste giustificazioni a grattarsi i coglioni. Questi elogi dell'ozio, come diceva Russell, dov'è? Ce l'ho qua da qualche parte. Non lo trovo, vabbè, cercatelo. Bernard Russell, elogio dell'ozio. C'è anche la corrente e funziona. Guarda che c'è, guarda, i fenicotteri in volo, guarda, i fenicotteri che svoia. Oh, che bello, un po' di varietà. Di solito è sempre i cocai che svoia, adesso i fenicotteri, tutta un'altra roba. I fenicotteri, guarda, che bello. Aspetta che inquadro, scusa, mi ero un attimo assopito. Mamma mia, senti che la grigliata, porco cane. Ok, qua ci sono le tribune. Aspetta che faccio le prove, che dopo io domani farei 2 clip con la Sony, forse anche da qui, no, più in su. Dovrei mettermi proprio qua, magari appoggiato qua, il cavallettino non serve, lì è perfetto, alla grande, lì sì, prendo in piega perfetta, e altri, vabbè, là un po' più lontano. Vabbè, dai. Al contadino non far sapere quanto è buono il formaggio con le pere, proviamo, non so, c'era il detto, vediamo com'è il discorso di van life qua di sera, guarda che bello. Davanti a una pista, a un motodromo, fa più figo dire motodromo che una pista, insomma, ecco,
perché una pista, insomma, magari uno pensa a pista di chissà cosa, maledetti drogai, Dio caro. Aspetta un attimo che mi faccio a birra omeopatica. Praticamente prima ho bevuto un po' di birra, no? Ci sono ste minchiate che si raccontano che però funzionano con certe persone, non ti sto a spiegare perché è un discorso lungo. Praticamente dicono che l'acqua alla memoria, cioè sì vabbè, ma non è che butti l'acqua qua dove c'è un culo di birra e diventa birra, cioè te imbriaghi come fosse una birra intera, ovviamente no, però il concetto è quello, hai capito? E allora io adesso, per fare le solite mie minchiate di gag, come dice gli inglesi, mi faccio a birra omeopatica aggiuntando mezzo litro di acqua a un cucciarino di birra. Eccola, giusto per far campi rom anche in queste maniere. My lover's got no money, he's got his strong beliefs. My lover's got no power, he's got his strong beliefs. My lover's got no baby, he's got his strong beliefs. My lover's got no money, he's got his strong beliefs. Want more and more, people just want more and more freedom and love. What he's looking for, want more and more, people just want more and more freedom and love. What he's looking for, freed from desire, mind and senses purified, freed from desire, mind and senses purified, freed from desire, mind and senses purified, freed from desire. Na 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 na. Da adesso? Io sono quello che beve le birre. Dai, guarda qui. La volta che Marco e Nicola scambiarono la moto. No, che faccio video perché metti che cade per terra, almeno ha un ricordo della moto ancora non strusciata, insomma era così. Dopo
anche come area camper non è male. Metti qua, puoi fare quello che vuoi, apri i tendalini, hai la corrente e ti guardi le moto o quelli con i go-kart, perché ci sono anche i go-kart a noleggio. Vedi, per voi stranieri, quando noi veneti bestemmiamo, voi dite oh il veneto che bestemmia sempre, mentre per noi veneti quando leggiamo un mojito alcolico è quella la bestemmia. Ah sì, è stata una bella giornata, sì, sconclusionata come sempre, nel senso che non è che ti devo mettere la fine, un fiato di fantasia, mettiti una fine e vissero tutti felici e contenti, esattamente, a parte magari quei coeducati. Hey yo, Jim, man, won't you kick some of that? You know how you do it, man. It's a trip. People don't even believe we're together right now. But tell your story. You know the one I like. Right? Say it for me. Riders on the storm. Riders on the storm. Into this house we're born. Into this world we're thrown. Like a dog without a bone, an actor out unknown. Riders on the storm. There's a killer on the road. His brain is squirming like a toad.